benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Palermo, si allarga l'indagine sui medici sospettati di aver curato Messina Denaro latitante conoscendone la vera identità. 5 i professionisti coinvolti, oltre al primario del civico, indagati per favoreggiamento un gastroenterologo di Marsala e un chirurgo di Mazara, 2 gli arrestati nei mesi scorsi. Palermo, in 4 ai domiciliari per estorsione. Un ristoratore ha trovato il coraggio di denunciare le continue minacce del gruppo di violenti. Hanno mangiato e bevuto gratis per mesi nel suo locale. Ancora a Palermo, una rissa per dei drink non pagati all'origine dell'accoltellamento del bengalese alla Vucciria. Per il giovane americano autore del gesto, l'accusa in carcere di tentato omicidio aggravato. A lieto fine il Natale di Ivan, partorito in strada dalla madre uruguaiana senza casa e subito abbandonato. Il piccolo sta bene, accudito dalle ostetriche del Bucheri La Ferla di Palermo. Corteo in regione degli operatori in cassa integrazione del call center Almaviva di Catania e Palermo. Ora rischiano di perdere definitivamente il lavoro. Per 400 famiglie l'incubo di un Natale nero. Nuove indiscrezioni sulle star che animeranno il Capodanno in Piazza Duomo a Catania. Oltre a Gigi D'Alessio, quasi certi Geolier, Umberto Tozzi, ma anche Emma Marrone e Annalisa. Probabile l'arrivo di Rovazzi e dei ricchi e poveri. Trascorrerà il Natale a Lampedusa con i migranti il vescovo di Agrigento Damiano. Salvare una vita in mare, dice, vuol dire salvare l'umanità. Calcio da un bilancio all'altro in casa Catania, da quello economico ai risultati sul campo. In Coppa Italia il Trapani promosso alle semifinali. Bentrovati. Trema il mondo della sanità, quella parte che ha coperto e aiutato il boss Messina Denaro, scusate, durante la sua latitanza, pur sapendo che si trattava di un pericoloso boss. L'inchiesta adesso coinvolge complessivamente 5 medici e la scoperta delle 15 false identità di Messina Denaro potrebbe ulteriormente ampliare il numero dei favoreggiatori. Manlio Viola. Coperture e connivenze nel mondo della sanità pubblica, un quadro che più va avanti l'inchiesta più appare preoccupante, anche alla luce della scarsa collaborazione all'indagine stessa. Lo scrive la Procura di Palermo nella richiesta di provvedimenti di avviso di garanzia e perquisizione che hanno portato ieri la polizia alla direzione sanitaria e nei reparti di oculistica dell'ospedale pubblico di Villa Sofia e del Vincenzo Cervello, anch'esso pubblico, nonché nello studio professionale del primario di oculistica dei 2 reparti. Si allarga sempre di più l'indagine sulla rete di favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Sono adesso 5 i medici coinvolti. In manette nei mesi scorsi sono finiti il medico curante Alfonso Tamburello e il radiologo di Mazzara del Vallo Cosimo Leone. Indagati sono invece il gastroenterologo endoscopista di Marsala Francesco Bavetta, che il 5 novembre del 2020 diagnosticò il cancro al boss latitante, e il chirurgo di Mazzara del Vallo Giacomo Urso, che lo operò. A loro adesso si aggiunge il primario di oculistica di Palermo Antonino Pioppo. Tutti i 3 indagati dicono con forza di non sapere che dietro l'identità falsa con la quale si presentava si nascondesse Matteo Messina Denaro, ma gli inquirenti non ne sono convinti. A permettere l'allargamento dell'inchiesta c'è il ritrovamento di ben 15 identità false del boss, non solo Andrea Bonafede, identità nota, ma documenti intestati ad altri nomi di persone esistenti, tutti di età compatibile con quella del latitante. Adesso gli inquirenti hanno acquisito le cartelle cliniche intestate a tutte le 15 false identità e da lì c'è da aspettarsi l'inchiesta si allargherà ulteriormente. Palermo, per mesi hanno vessato un ristoratore pretendendo di mangiare e bere gratis, 4 ai domiciliari. Il titolare di un locale che si trova nella zona della stazione, dopo aver subito a lungo angherie, soprusi e pure un'aggressione fisica, ha deciso di denunciare tutto. Marco Gulà.
avrebbero vessato ed estorto denaro a un commerciante in un ristorante che si trova nei pressi della stazione centrale di Palermo. Richieste su richieste, conti non pagati, anche un'aggressione fisica nei confronti dell'imprenditore che, esasperato, ha trovato il coraggio per denunciare. Così 4 palermitani appartenenti allo stesso nucleo familiare sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Palermo Reto. Esasperato dalla situazione, il commerciante ha trovato la forza di denunciare i fatti, ripercorrendo mesi di continue richieste estorsive da parte dei 4 che avrebbero preteso beni di consumo, minacciando gravi ritorsioni in caso di denuncia. Consumavano e portavano via senza pagare cibo e bevande dal locale. In un'occasione il titolare del ristorante è stato anche picchiato dai 4 solamente perché aveva chiesto di liberare un tavolo per far posto ai clienti. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, le testimonianze raccolte e le indagini hanno permesso ai carabinieri di arrestare un 56enne, un 41enne, un 38enne e un 21enne. Il 38enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre gli altri 3 indagati sono stati rispettivamente sottoposti 1 agli arresti domiciliari e 2 alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La rissa con accoltellamento alla Vucciria di Palermo. È stato convalidato il fermo per tentato omicidio del giovane americano che lo scorso weekend ha ferito un bengalese fuori da un locale. Un gesto ancora avvolto nel mistero, probabile una rissa scattata per dei drink non pagati. Eva Spampinato. Una rissa scattata per dei drink non pagati, 2 fazioni che si scontrano, con i palermitani che hanno la meglio e gli americani che sono costretti a rifugiarsi nel loro B&B per ben 2 volte. Poi la vendetta, felpa, cappuccio, guanti e un coltello con cui Joseph Decker si è scagliato addosso ad un bengalese colpendolo ripetutamente in varie parti del corpo. Per il 23enne americano che era arrivato a Palermo poche ore prima dell'aggressione, il GIP del Tribunale di Palermo ha convalidato il fermo. Resta in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Rimane da capire il motivo di quella folle aggressione che ha lasciato il 29enne bengalese ricoverato in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. Non è ancora chiaro se lo studente americano abbia scambiato il bengalese per uno dei ragazzi del gruppo palermitano con cui in precedenza alla Vucciria era scoppiata una rissa. Forse a causa di una contestazione legata a dei cocktail che gli americani non avevano pagato, lamentandosi del prezzo. Mentre il consolato USA segue la vicenda, è atterrata a Palermo dalla New Jersey la madre di Decker, che nei prossimi giorni incontrerà l'avvocato per definire la strategia difensiva. Aveva risposto a un'offerta di lavoro in una struttura ricettiva a Bagheria, vicino a Palermo, ma il primo giorno di impiego ha subito violenza da parte del titolare del B&B, un uomo di 45 anni che adesso è stato condannato dal GIP di Termini Imerese a 2 anni e 10 mesi di reclusione. Abbiamo sentito piangere il bambino e urlare la donna, così abbiamo chiamato i soccorsi. Siamo stati in via Michele Cipolla a Palermo, dove una donna ha partorito per strada. Il piccolo, grazie a cielo, sta bene e da ieri ha un nome. Marco Gullà. Ha scelto il nome, poi lo ha salutato ed è andata via. La donna uruguaiana che 2 giorni fa ha partorito per strada a Palermo non è nelle condizioni di poter accudire il piccolo che da ieri ha un nome, Ivan. La sudamericana è una senza fissa dimora e ha partorito senza chiedere aiuto a nessuno. Questa donna ha sentito le urla della puerpera e del piccolo e ha chiamato la polizia e i soccorsi. E sentivamo il grido del bambino, quindi noi pensavamo che succede, non è che avevamo capito subito che stava partorendo, ma quando si è sentito il bambino io dico alla signora di fronte, io dico è nato un bimbo, quindi c'è qualcosa che dobbiamo fare qualcosa, quindi prendo la coperta per scendere e coprirla, perché lo immaginavo, solo che la signora si alzò, ha preso il bimbo, proprio l'abbiamo visto, ha preso il bimbo, se l'è messo sotto il giubbotto e scappò, si alzò il cappuccio e se ne andò. Quindi da qui arriva la polizia, il 118 che c'è stato il delitto. Quello di Ivan, per i medici, è un mezzo miracolo di Natale. La donna ha partorito proprio al fianco di un'edicola di via Michele Cipolla. Per il titolare, un evento incredibile. Io non so ad esempio come il bambino è rimasto vivo, sta malattia. Ha partorito proprio davanti il suo negozio. Qua davanti, però non l'ho vista. Io sono arrivato, come ho detto prima, alle 7, ho pulito perché giustamente c'era un bel po' di sangue e dopo è fuggita. Dopo gli hanno dato una copertina, una signora gli ha dato una copertina, è fuggita
Dopo 12 poliziotti. Nel reparto di neonatologia del Bucchieri La Ferla, intanto, è già scattata una vera e propria gara di solidarietà. Medici e infermieri si stanno prendendo cura di Ivan. Tutine, giochi e tanto affetto. Solidarietà internazionale anche per salvare il cuoricino di Emanuel, bimbo venezuelano di appena 2 mesi operato a Taormina al centro di cardiochirurgia pediatrica del Bambino Gesù. La fondazione ha aiutato la famiglia nel raggiungere l'Italia, il bimbo si sta riprendendo rapidamente ed è ritornato tra le braccia della madre, che ha percorso insieme con lui migliaia di chilometri in una corsa contro il tempo per una vittoriosa speranza di vita. A Palermo corteo in regione degli operatori del call center Almaviva. Si avvicina alla fine della cassa integrazione ed è a rischio il lavoro per 400 famiglie. Questo Natale temono sui piatti del cenone, arriveranno i licenziamenti. Giusy Lazzara. A un passo dal licenziamento, il 31 dicembre scade la cassa integrazione per 400 operatori del call center Almaviva di Palermo e Catania. Si avvicina un Natale nero per i dipendenti e le famiglie, con il fiato sospeso da 2 anni dietro una vertenza lunga e difficile. E tornano a protestare oggi con un nuovo concentramento che da Piazza Marina è arrivato fino a Piazza Indipendenza davanti alla presidenza della regione. Stiamo reclamando ovviamente il nostro posto di lavoro e quindi avere la possibilità di rimanere nel mondo del lavoro, in quanto siamo alle porte del Natale, purtroppo sul piatto ci ritroviamo con la lettera di licenziamento. Non c'è più tempo, CGIL, CISL, UIL e UGL chiedono un incontro con il governatore Schifani. Sono lavoratori disoccupati, quindi potranno beneficiare di qualche ammortizzatore sociale anche in maniera economicamente poco pesante, non avranno nessuna fonte di reddito ma soprattutto non avranno nessuna prospettiva futura lavorativa. Il sindacato negli ultimi 2 anni ha fatto diverse proposte per il reinserimento di questi operatori, fra queste il Sovracup della regione che però non è mai partito. Durante l'emergenza sanitaria e durante il Covid queste persone con dedizione e grande passione hanno aiutato gli italiani in un periodo veramente gravissimo e tutti si sono girati la faccia. Un'avvertenza che si profila cruciale e nelle prossime settimane si dovrà pensare a una risoluzione per garantire i posti di lavoro. Catania, Gigi D'Alessio, Geolier e poi Annalisa e Fabio Rovazzi. Si arricchisce la lista dei big previsti in Piazza Duomo nella diretta del Capodanno Mediaset. Tutte le altre anticipazioni da Desiree Ferlito. Gigi D'Alessio e Geolier tra i primi nomi che trapelano dalla lista dei grandi big della musica italiana, che il 31 dicembre animeranno a Piazza Duomo a Catania in diretta nazionale. L'ufficialità arriverà solo nel primo pomeriggio, quando l'azienda diffonderà un comunicato ufficiale, ma i primi nomi circolavano già da diversi giorni. Ad infiammare la piazza Duliocciu anche Umberto Tozzi, Annalisa, Emma Marrone e diversi volti noti del talent show Amici di Maria De Filippi, protagonisti delle ultime edizioni trasmesse su Canale 5. Confermatissima la conduzione di Federica Panicucci, che incanterà il pubblico con diversi cambi d'abito sino alla mezzanotte. E poi anche il nome di Fabio Rovazzi, pronto a esibirsi dal vivo con le sue hit e a co-condurre alcuni segmenti dello show con la Panicucci. Tra i big anche gli intramontabili ricchi e poveri. Restiamo a Catania, oltre 1000 persone arrestate, 2400 denunciate, 27 sorveglianze speciali per violenza di genere e 393 ammonimenti ancora per violenza sulle donne. Sono alcuni dei dati del bilancio di fine anno del questore di Catania Bellassai, che stamane ha incontrato i giornalisti per un brindisi di fine anno. Lotta alla mafia, contrasto allo spaccio, interventi in strada costituiscono il centro dell'attività della polizia, che in un anno riceve 21.000 richieste di intervento. E poi alle indagini si affiancano la vicinanza ai cittadini con i tanti incontri con i giovani per l'educazione alla legalità e con gli anziani per la prevenzione delle truffe. Sempre a Catania nasce il portale del cittadino, presentato un servizio informatizzato per venire incontro ai contribuenti Tari e IMU. Tonino De Mana.
Avvisi di pagamento, informazioni personali sulle posizioni tributarie, scadenze Tari ed IMU. Tutto a portata di mano e soprattutto in un clic. A Catania, sede dello sportello per il contribuente del concessionario Municipia SPA e alla presenza del sindaco Trantino e degli assessori Marletta e Parisi, è stato presentato il portale del cittadino, uno spazio digitale polifunzionale al servizio dei contribuenti. Una grande opportunità per i cittadini di poter interagire con l'amministrazione comodamente da casa. Oggi si potrà attraverso Catania Semplice entrare, cliccare sul link portale del cittadino e verificare la propria posizione nei confronti dell'amministrazione in ordine ai tributi della Tari e dell'IMU. Abbiamo visto sempre tanti cittadini che affollano Palazzo dei Chierici, così con un click sarà più semplice. Esatto, l'intenzione dell'amministrazione è proprio questa, quella di agevolare il cittadino, soprattutto le persone che hanno difficoltà a raggiungere Piazza Duomo o a raggiungere, ripeto, Piazza della Repubblica, ma lo si potrà fare comodamente da casa. In questo modo la Tari sarà più semplice da pagare e quindi ci sarà meno evasione? Noi ci auguriamo che l'evasione non ci sia e ci auguriamo che questo strumento potrà aiutare coloro che magari vogliono pagare e hanno avuto difficoltà e quindi riusciranno a pagare anche tempestivamente. Tramite il portale argo.comune.catania.it si possono effettuare pagamenti online, presentare istanze di rateizzazione e di accesso agli atti. A Natale l'arcivescovo di Agrigento sarà in visita a Lampedusa, isola spesso dimenticata e tristemente nota per l'approdo di migranti e le tragedie del mare. Davide Sardo. Lampedusa, spesso definita un'isola dimenticata, è tristemente nota per le tragedie in mare legate all'arrivo dei migranti. Questa realtà, caratterizzata da drammi umani e grandi gesti di solidarietà, continua a richiamare l'attenzione su temi di accoglienza e salvataggio. Quest'anno l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha deciso di trascorrere il Natale proprio a Lampedusa e successivamente a Linosa. Il suo gesto simbolico è volto a incontrare e ringraziare coloro che ogni giorno si dedicano al salvataggio delle vite umane, le forze armate, la guardia costiera e gli angeli del mare, uomini e donne che con coraggio e dedizione affrontano il dramma delle migrazioni. Salvare una vita umana e salvare l'intera umanità e loro ne salvano tante. Non entro nel merito delle leggi sulle migrazioni, è Natale, mica venerdì santo, quindi non entriamo in questo argomento, ma noi sappiamo che ci sono uomini e donne delle forze armate che salvano vite e insieme a uomini e donne delle organizzazioni non governative che altrettanto salvano vite. Questo dobbiamo ricordarlo, quindi è un momento importante questo qui, un momento importante anche da condividere con la comunità lampedusana. Questa scelta non solo sottolinea l'importanza della vicinanza della Chiesa a questi luoghi simbolo di speranza e sofferenza, ma anche il riconoscimento del valore umano e morale dell'accoglienza. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio i bilanci di fine anno del Catania, domenica sapete è atteso il Sorrento al Massimino e poi il Trapani che conquista la semifinale di Coppa Italia di Serie C. State con noi, vi aspettiamo. Il calcio, da un lato il bilancio economico, dall'altro quello sul campo, dati che si intrecciano non senza polemiche in vista dell'ultima partita del Catania del 2024. Al Massimino domenica arriva il Sorrento. Marco Carli. Da un bilancio all'altro, da quello economico a quello del campo. Il bilancio consuntivo della stagione 23-24 chiarisce ulteriormente la situazione in casa Catania. 17 milioni nella voce uscite, 6,3 in quella delle entrate, perdita di 10,7 milioni. Dati e numeri che inducono a riflessioni. Si parla spesso di quanto abbia speso Pelligre ed è evidente che le mani al portafoglio sono state messe. Il punto è come sono stati spesi i soldi e il passivo testimonia gli errori. L'altra riflessione sono i più di 6 milioni di entrate, dato abnorme per la Serie C che potrebbe rappresentare un cuscinetto importantissimo che sarebbe determinante per la vita di molte società della terza serie. La ricerca della sostenibilità poi, un punto nodale di tutti i club che è normale venga perseguito, ma che dipende anche se non soprattutto da impianti e strutture. Pelligre ha annunciato la sua presenza per la partita con il Sorrento, chissà se l'occasione sarà sfruttata anche per tornare su investimenti e programmazione, prospettive anche per la prima squadra, perché è ovvio che la salute economica della
società ha un peso sulle scelte della dirigenza, soprattutto considerando i 5 esuberi, ma a gennaio qualcosa andrà fatto in un modo o nell'altro. Alla squadra il compito di regalare un Natale meno amaro, con Castellini e Inglese che vogliono tornare a dare il loro contributo dall'inizio, con Farroni pronto all'esordio, con un Sorrento che viene da 2 sconfitte consecutive, ma che finora ha fatto un buon campionato, con i tifosi che guardano i bilanci sperando che prima o poi si incrocino anche con i sogni di un futuro migliore. Il Trapani vince ad Arezzo e vola in semifinale di Coppa Italia. Decide un gol del solito Lescano, Franco Cammarasana. Secondo Lescano è sempre lui a decidere le partite del Trapani e stavolta un suo gol a 2 minuti dal termine fa volare la squadra granata in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà una tra Rimini, Giana Erminio e Caldiero Terme. L'avversaria verrà fuori da un sorteggio che si terrà venerdì presso la sede della Lega Pro. Ieri sera in Toscana, in gara unica, la sfida nei quarti con l'Arezzo tra le migliori del girone B. Primo tempo con poche emozioni, dopo una conclusione al 27esimo di Lescano bloccata dal portiere Borra e l'Arezzo al 29esimo a sferrare il vantaggio con un tiro di Tavernelli che colpisce il palo. Nella ripresa occasioni per entrambe le squadre, al 59esimo Ciotti impegna con un gran tiro Borra, l'Arezzo risponde 2 minuti dopo con Pattarello, ma Uicai è bravo a respingere. Al 70esimo Trapani vicino al gol sugli sviluppi di una punizione, ma Borra salva sulla linea su Malomo. All'88esimo però su un angolo di Benedetti mischia in aria e Lescano ci mette la zampata vincente. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.